riesce a levargli il pallone. Adesso Maschietti prova ad accendersi, si sta accendendo anche il match. Ecco Maschietti, va col mancino! Maschietti per il gol dell'1-0 dopo soli 2 minuti, è subito vantaggio per la Roma e adesso è tutto veramente molto difficile anche per una squadra come il Tony Ponzi. È un ribaltone che ci sembra difficile anche per una squadra come il Tony Ponzi Investigazioni. Mellaro prova a far tutto da solo, serie di giocate, non lo perde Guadagno, va Mellaro con il destro! La palla sbatte sul palo e poi entra in rete, 6° minuto di gioco, prova a riaprirla il Tony Ponzi Investigazioni. Posizionato sulla destra, sta chiedendo il pallone a Pisapia, Pisapia lo accontenta, eccolo Klaus Seferi. Prova a partire, va in surplus, Seferi è più veloce di tutti, ancora Seferi, una sterzata, Corso, gli chiude la porta con i piedi, la sfera resta in possesso della Roma, va Maschietti, il palo e il gol, è la doppietta di Maschietti, la doppietta che tiene in Serie A la Roma Calcio 8. Ma lui con il mancino, palla dentro, tagliata e qui Goletti mette la sua firma sulla salvezza della Roma. Quindi è difficile per lui, perde infatti il pallone Pisapia, prova a lanciare, lancia Feola, attenzione è tutto solo Solinas, eccolo Solinas per chiuderla, Solinas! E non riesce a salvarla Pasquali, è il gol del 3-1 della Roma, ha segnato Ismaele Solinas, che partita dei giallorossi. Pasquali può superare la metà campo. Lancia dietro verso Giordano Mellaro che la stoppa, salta Goletti, prova a riaprire il match, ora è 3-2 e chissà magari prova a riaprire anche il discorso play out. Sulla destra prova a passare Roberto Pisapia, se non sbaglio, anzi no, forse Feola. Quinquinio può andare col mancino, ma invece Feola con il destro che gira! E che giro che ha preso il destro di Feola! È il gol del 4-2 per la Roma Calcio 8. Stella Azzurra è sempre un circolo in cui è difficile vincere. E il tiro che sbatte sul palo. Poi Maschietti prova a ripartire. Sfida tra numeri 10, Mellaro l'ultimo ad arrendersi dei suoi probabilmente, lui autore di una doppietta, qui Severini prova a passare ma col mancino e Goletti, un intervento strepitoso. Indicazione del recupero da parte dei direttori di gara, ancora non arrivato, Severini allarga sulla sinistra. Palla messa dentro per nessuno, non c'è l'indicazione del recupero perché non c'è recupero, termina così al circolo Stella Azzurra. La Roma Calcio 8 dopo una stagione difficile vince e si conquista il suo posto per la prossima Serie A 2015-2016. Per il Tony Ponzi Investigazioni invece non c'è stato nulla da fare e la retrocessione dopo tanti anni storici di Serie A di Lega Calcio 8. Innanzitutto siamo contenti per il risultato conseguito perché comunque è stata una stagione particolare e adesso valuteremo il da farsi, soprattutto diciamo noi tre, perché tu ci hai dato dei giovani ma cominciamo a essere un po' vecchiotti, quindi vediamo che cosa fare. Abbiamo alcune richieste in Serie B, quindi logicamente lì è un campionato dove per noi in questo momento rimane più facile. C'è un nostro carissimo amico Pasquetto che ci ha chiesto di andare lì, vediamo un attimo come si evolverà la situazione con la Roma Calcio 8, perché ci sentiamo un pochettino inadeguati in questo campionato. Diciamo che forse questo era il canto del cigno, questa salvezza, e dopo stagioni gloriose forse è il momento di lasciare spazio ai più giovani. E vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno insomma supportato tutti questi anni. Scusate, se mi permettete, una dedica speciale a Fabrizio Puri, che è la nostra mascotte e che è il nostro motivatore personale. E poi fondamentalmente è l'unica persona che dentro lo spogliatoio, scusate, mastica un po' di calcio, ma è l'unica persona che fa tutto tranne allenare. Grazie. Grazie. Credo che dopo tanti anni che sono stato qui nella Lega come giocatore, come allenatore quest'anno, è giunto il momento di salutare un po' tutti quanti. A malincuore penso, però un impegno troppo importante per me, per la mia famiglia che mi ha supportato, che questa sera sarebbe dovuta essere qui, però non c'è, che ho lasciato a casa e che ho lasciato a casa troppe volte. E quindi è un impegno che non posso sicuramente più portare avanti, si porterà avanti qualcun altro con la stessa passione, penso, con cui ho portato io in questi anni. Per me è stata un'esperienza molto bella, molto intensa, spero di aver trasmesso ai ragazzi quei valori per i quali questa sera ero in panchina insieme a loro e ho urlato fino alla fine. Vi ringrazio tutti quanti, ringrazio il Presidente e in bocca al lupo a tutti.